Ma quale motivo passionale? Io non ho niente da nascondere, quell'attentato fu una strana minaccia. Non ha dubbi Andrea Parton, il macellaio di Bagnoli, il cui negozio saltò in aria con un ordigno la notte del 14 giugno 2021. Non è passionale per niente, sono cose, altre cose in mezzo che noi non sappiamo, capito? Che non so dirti, perché io non ho niente da nascondere, ma passionale proprio no, nei confronti di quella persona lì, hai capito? E come la legge? Come una minaccia? Le volevano chiedere dei soldi, il Ma io pizzo, non penso che lo volesse so. chiedere dei soldi sicuramente, penso, a lungo termine, perché non c'è nessun motivo che poi appassionati in che senso? Perché io ho fatto un saluto a una persona magari e infatti mi chiede di mettere una bomba, io penso che siano altri motivi. Io poi il Salvatore lì a lì era un mio cliente, lo rispettavo, mai avuto niente a che dire, è come una persona normale, una persona normale che fa la spesa in negozio, che hai mai un po' di simpatia, ciao scherzi, ridi, perché magari è la macchina più grossa, più bella, ma già che bella macchina che hai, cioè, queste sono state frasi fatte con questa persona qua, che ancora non ci penso che sia stato lui, cioè, capito? Perché mi pare quasi impossibile. Sinceramente non lo vedevo come una persona che mi facesse del male, lo vedevo come una persona, un mio cliente, che veniva qua, faceva la sua bella spesa e a posto,